L'urna che accoglie il Cristo morto è stata realizzata dal bisnonno del sindaco Francesco Miccichè, il cavaliere Giuseppe Lazzaro Papa, scultore del legno. Si tratta di un bene storico dal grande valore che ogni anno viene allestito e curato dall'Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso, fondata in cattedrale nel Noi, 1591. grazie al bisnonno del nostro sindaco, il nostro attuale sindaco Franco Miccichè, abbiamo avuto fatto la scultura, infatti in questa targa c'è scritto Cavaliere Lazzaro Papa Giuseppe, scultore del legno del 1927. Per una buona coincidenza il nostro sindaco di Agrigento che è il sbidonno proprio del nostro attuale sindaco. Questa per me è una grande coincidenza, una grande gioia condividere questa gioia con il signor sindaco. E per la città è un simbolo per questo dove passiamo noi in processione la sera, uscendo di qua, prendendo Gesù dal Calvario, mettendolo dentro l'urna, facciamo tutto il percorso del centro storico fino a ritorniamo in cattedrale e cantiamo la Si versate lacrime nelle varie punte che già tutti gli architetti conoscono. Mentre in sacrestia gli stessi confrati hanno dato vita alla palma che sovrasta quell'angelo che durante un sogno fu l'ispiratore dell'opera per il bisnonno del sindaco Miccichè. In questo momento ci sono tutti dei panneggi che sono Sì, abbassati. antichissime, Sì, sì. antichissimi. Sono le lenzuolo, le tendine, sono cose addirittura della precedente urna, che poi parliamo del 1800. Mentre quando metterete il Cristo all'interno dell'urna? Dopo la deposizione, verso le 7:30, il Calvario si trova fuori la cattedrale, facciamo tutto nel sacrato, poi scendiamo per le vie della città, passando pure per via Atenea insieme con le autorità. Ci raccontava il sindaco rispetto a quest'urna che ha avuto quasi qualcosa di miracoloso nel realizzarla, questo Sì. suo avo, vero? Sì, sì, l'angelo una notte gli è apparso la faccia dell'angelo, non gli veniva bene come veniva. E invece poi la mattina come se l'angelo sia stato fatto già un miracolo che è stato realizzato, quindi è un sogno che ha avuto sempre il bisnonno del sindaco. Quindi già questa è una cosa tramandata da famiglia e famiglia.